Destination unknown, known, 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 known. Eccoci qua allora, Piaderoli, adesso vi presento un pochettino il mazzo prima di farvelo vedere come gira, insomma. Allora, questa casta qua si chiamano i Tempus, come avete già visto dal titolo, insomma, del video, e in buona sostanza loro hanno un gameplay molto carino, siccome che loro sono i maestri del tempo, comunque io li chiamo maestri del tempo, sono quelli che controllano il tempo, come potete vedere anche dalle immagini. Praticamente loro agiscono su contagiri, che il contagiri sarebbe praticamente cioè quando si cambia turno tra un giocatore e l'altro, e vedete verso a sinistra, dopo se fate caso mentre si gioca, vedrete un cristallino con dentro un numerino che conta, che ti dà il numero di giro in cui siete. Ovviamente i personaggi hanno dei bonus d'ordine relativi ai giri in cui ti trovi, e loro riescono tramite delle carte ad alterare questo contatore di giri. Invece che farlo andare di uno in uno, loro lo possono andare a far arrivare anche a cifre elevate. In questo modo cosa succede? Loro hanno anche delle carte che fanno danno, o comunque hanno degli effetti a seconda di in che giro ci troviamo. Per cui più il contatore dei giri sarà alto e più saranno efficaci le carte Tempus. Andiamo subito a presentare i personaggi. Allora abbiamo Tempus, Signore del Tempo, praticamente lui è il capoccia, direi, di questa casta. Lui ha un'abilità molto caruccia, praticamente ti fa iniziare la partita già con il contatore di giri avanzato di 1, per cui si parte già dal secondo giro, a meno che non siamo contro un altro Tempus. E allora si parte di 3 perché anche il nostro avversario avrà Tempus, il Signore del Tempo. Ha statistiche abbastanza buone, 14 di vita, 2 di difesa, quindi abbastanza resistente, dopo il +1 che gli dà di difesa all'eterno. E all'inizio della partita, appunto, come ho detto, il contatore di giri avanzerà di un giro, poi c'è il bonus d'ordine che se hai culo riesci ad utilizzarlo, ma ti dà difesa +1, quindi non è che sia così rilevante. Dico culo, dopo capirete perché i giri non è che li puoi mandare avanti di quanto ti pare a te, ma ci sono delle condizioni, insomma. L'Eterno, diciamo che è il muro di questo deck, ha delle statistiche molto alte, si divide 3 di difesa, ha una bella caratteristica, ovvero che ha 4 classi, quindi è sia mago che guerriero che sacerdote che vagabondo, quindi è molto versatile, dà ampio spazio multitattiche. E c'è un'abilità che io non utilizzo perché comunque ormai praticamente ti dà incatenamento carta Tempus, quindi se giochi salto nel tempo è un sortilegio che avanza il contatore di giri di 1 e dà difesa +1, non è un granché, ce ne sono di meglio adesso. E poi ti dà incatenamento carta Tempus, quindi non puoi incatenare quello che ti pare, ma solamente sortilegi Tempus o carte comunque Tempus, che sarebbe tipo celerità con azione Tempus. Poi abbiamo invece poi un'altra abilità importante che dà praticamente difesa +1 agli altri personaggi Tempus. E poi abbiamo lei, che praticamente è molto, molto utile perché ha spirito alto innanzitutto, 3 di spirito molto buono, caratteristiche abbastanza alte, quindi c'è 2, quindi riparte con 3 di difesa con il bonus che dà l'Eterno. E poi c'è una cosa molto caruccia: all'inizio del combattimento puoi scartare tra 0 e 2 carte ed il contatore dei giri avanzerà di altrettanti giri alla fine del giro. Quindi è una cosa molto caruccia, nel senso che se te parti di subito con lei, quindi hai te l'iniziativa, sei già al giro 2, a parte che gli si attiva subito il suo bonus d'ordine, che è molto caruccio, che al giro 2, 5 e 8 una carta del tuo mazzo è piazzata nella tua mano, quindi parti già con 6 carte anziché 5, quindi c'è già anche un altro vantaggio. E poi scarti 2 carte e alla fine del turno il contatore di giri va avanti di 1, classico, +2 di lei, più se hai usato delle carte che ti fanno avanzare il contatore di giri, arrivi subito ad avere tipo 9-10 giri nel contatore, perché è molto buono. Adesso vedremo perché. Praticamente andiamo un attimo ad analizzare le carte che ho messo. Io qui ovviamente l'ho fatto un mazzettino con carte abbastanza da top, non sono carte alla portata di tutti alcune, e ci sono molti trofei evento passati, come questo. Questa è una carta che secondo me qui è valorizzata al massimo, e ovviamente è unica, è un sortilegio di Neante, ma comunque lo possono utilizzare anche gli altri maghi perché non ha una restrizione di gilda e possono
possono utilizzarla tutti i maghi, come ho già detto. Allora, il tuo personaggio diventa neantista, questa è l'unica pecca di questa carta, nel senso che se... vabbè, adesso dico tutto l'effetto, poi dopo spiego un pochettino meglio. Il tuo personaggio diventa neantista, scegli un sortilegio nel tuo scarto, questo è piazzato nel tuo mazzo e una copia di questo sortilegio è creata e giocata. Alla fine del combattimento questa carta viene ritirata dalla partita a rompere la seconda catena. Praticamente il malus cos'è? Che se tu ti prendi dal cimitero un sortilegio che ha come restrizione una gilda, non può essere utilizzata la copia. Nel senso, faccio un esempio, l'Ampi di livello 3 per dire, o comunque l'Ampi in generale è ristretta alla gilda Noz, che sono quelli azzurrini, e praticamente il tuo personaggio diventando della gilda neantista non la potrà utilizzare. Mentre invece qui tutti i sortilegi che io ho inserito nel deck sono senza restrizioni di gilda, quindi mi rende comunque mi dà praticamente una carta che mi fa utilizzare il sortilegio che mi serve in quel momento. Mi crea la copia e poi me lo rinfila nel mazzo, quella carta che io ho scelto nel mio scarto, quindi è veramente una carta ottima, essenziale in un deck come questo. Poi abbiamo il doppione di argilla, una carta, un sortilegio difensivo molto potente, praticamente da difesa più 4, se viene utilizzata da un mago la durata è di 3 combattimenti, quindi praticamente rimane fisso, essendo per i miei 2 personaggi solo mago la possono incatenare, quindi veramente una carta molto tosta, molto buona se giochi contro mazzi aggressivi. Veniamo a scelta difficile. Allora, prima spieghiamo un attimo la carta come funziona. Praticamente se hai meno di 4 carte in mano quando questa viene giocata, alla fine del giro il contatore dei giri avanzerà di 2 o 3 giri supplementari. Questo vi fa capire che comunque non potete prevedere quanti giri arriveranno alla fine, di quanti giri andrà avanti il contatore alla fine turno. Altrimenti scegli, oppure se tu quando lo giochi hai 4 carte o più in mano, scegli un personaggio avversario, questo subisce X punti di danno magico, dove X è uguale al numero di giri in corso più 2, massimo 12 danni può fare, e 4 carte della tua mano sono scartate. Così non sembrerebbe male. Questa carta è stata depotenziata dal bollettino, avevo detto che c'erano stati questi depotenziamenti. Questa carta prima, sapete cosa faceva? Praticamente, se avevi meno di 4 carte in mano, alla fine del giro il contatore avanzava di 4 giri fisso, senza tante storie. Altrimenti potevi scegliere un avversario e questo subiva X punti di danno magico, dove X uguale al numero di giri, più 4, e non avevi limiti di danni. Poi 4 carte venivano scartate comunque. Che era tutto un altro andare, cioè te se partivi con Dolorenne di giro avevi tipo 2 scelte difficili in mano, facevi 4, 8, 10 con la sua abilità più già il contatore che era avanzato di 1 con tempo sul Signore del Tempo, più il giro che passava, arrivavi già a 11-12 di contatore di giri, per cui era abbastanza potente. Hanno fatto bene un pochettino a depotenziarla, magari hanno reso questo mazzo così non da elo, quindi ha perso la sua carica aggressiva, quindi con il fatto che adesso su in elo nel massimo con il torneo girano tutti i mazzi altamente, cioè che fanno tanti danni in praticamente 2 turni, ti rende proprio non competitivo, cioè tu al terzo turno che hai mandato i giri in una maniera un po' decente per poter fare dei danni consistenti hai già un PG se ti va bene. Ed è anche messo male, però comunque da giocare in sala 11 più anche nei tornei può essere ancora un buon deck, per cui comunque questa qui è la carta che ti dà più giri in assoluto alla fine del turno, quindi rimane essenziale tenerla in 3 coppie. Poi abbiamo invecchiamento è la fonte di danno magico più potente di questo mazzo, praticamente causa X punti di danno magico all'avversario, dove X uguale al numero di giri in corso più 2. Capite che se già sono 9 giri alla fine dei primi 2 turni già arriva a fare 11-12 danni magici. Contro maghi non può essere risolutiva, ma già contro guerrieri può fare dei one shot al terzo turno, cosa molto caruccia. Poi mi sono messo una copia di attacco magico, l'avversario difesa uguale a 0, molto caruccio, nel senso che se comunque già ho dei buoni giri all'inizio in coppia con un'altra carta può già one shottare un personaggio avversario, adesso vedrete quale, però comunque una copia di questa è sempre utile, perché se sei contro mazzi con difese molto alte tipo 10-11 ti può dare una mano. Una copia anche di prigione mentale,
molto buona in mirror, nel senso contro altri tempus, molto buona contro tutti i mazzi maghi, che poi vedrete anche nel gameplay, e praticamente scegli un personaggio avversario in vita e gli attacchi questa carta. Il personaggio non può giocare sortilegi o teurge fino alla fine del prossimo combattimento. La carta è scartata una volta finito il giro. Molto utile sia contro sacerdoti che contro maghi, io la utilizzo un sacco, per cui è una carta abbastanza fastidiosa. Questa è una carta che è essenziale, la porta dell'infinito, contro molti mazzi. Tutte le carte attaccate a tutti i personaggi sono scartate, per ogni carta così scartata uno dei due personaggi scelto a caso subisce un punto di danno diretto. Può sembrare dannosa molto per me, però dopo vedrete che contro alcuni mazzi è risolutiva. Ovviamente bisogna giocarlo un po'. Un nuovo inizio, lo metto sempre perché se sono costretto a scartare a bomba all'inizio perché non mi vengono sulle carte che mi servono, almeno non rischio di perdere per le carte, in quanto lui ti rimescola tutte le carte. Questa vedete la versione vecchia, adesso c'è la versione nuova, con la nuova immagine, mi piace più quella vecchia sinceramente. Comunque, tutte le carte del tuo scarto sono rimesse nel tuo mazzo, una classica carta che nei mazzi top non può mancare in alcuni. Ritardo temporale. L'ho preferito a un'altra carta Tempus Sortilegio perché comunque con Eterno lo posso incatenare e comunque non è male. Invece che darti il bonus di 4, ti dà il bonus che ti dava quell'altro, comunque l'altro devi aspettare al quinto avere almeno il contatore di giri a 5, qui almeno è già possibile utilizzarlo. Guerriero dà meno X danni magici ricevuti dal tuo personaggio dove X è uguale alla tua difesa. Mago, difesa più X, dove X è uguale allo spirito del tuo personaggio. Usato con l'Eterno lo rende praticamente invincibile per quel turno. Usato con gli altri può dare 2 di difesa a Tempus e 3 di difesa a Dolorene incatenando, che non è male. Io lo utilizzo tanto, se vedo che l'avversario non è aggressivo lo scarto, lo uso per scartarlo. Gli do in pasto a Dolorene per le sue abilità o se no li butto via direttamente. Rinascita, la puoi utilizzare anche con l'Eterno, molto utile, l'avversario spirito uguale a 0. Serve contro mazzi mago oppure per finire un avversario con invecchiamento. Se lo utilizzi con Eterno, oltre che fare il danno può anche attaccare. Oltre che fai rinascita più invecchiamento, fai i danni che ha e poi dopo lo attacca anche essendo comunque multiclasse. Neante divora tutto. Carta molto versatile, insieme a rompere la seconda catena ti aiuta a prendere carte dal tuo cimitero. Questo però ti fa 2 danni e non ti crea la coppia e non ti rimette la carta nel mazzo, però comunque ti aiuta a seconda delle situazioni. Ho messo l'eredità di Arthresil, che è un'altra carta evento, praticamente all'attivazione all'inizio del combattimento attacco più 1 per ogni carta nella mano avversaria. Fino alla fine del giro il personaggio avversario ha meno 5 in attacco, fino alla fine del giro più 1 per ogni carta nella sua mano. Molto buona, depotenzia il personaggio avversario, potenzia il tuo e lo uso in genere con l'Eterno, a meno che non ho esigenza di depotenziare il personaggio avversario anche con gli altri PG. Praticamente rimane 2 turni, quindi c'è il potenziamento e il depotenziamento gratis turno dopo. Molto utile. E questo è l'unico counterino che ho in questo mazzo, perché non ne ha altri purtroppo. È sempre una carta evento molto buona, all'attivazione e all'inizio del combattimento il personaggio avversario spirito meno 1 fino alla fine del giro, quindi può essere utile per invecchiamento. Se il suo spirito va a finire uguale a 0, la sua prossima carta è annullata, quindi ti counter anche una carta qualsiasi. Dura 2 combattimenti, quindi ti dura 2 volte. Questo va usato con attenzione, in modo tale che dopo la prima volta è obbligato, la seconda la scegli il personaggio, perché se dopo ti scegli un personaggio con spirito 2 non lo utilizzi appieno. Poi ho messo Gloria Eterna. Se il tuo personaggio infligge più punti di danno che il suo avversario nel giro in corso, peschi tu, lui non pesca niente, 2 carte, acquisti tu nel testo, peschi 2 carte supplementari nella prossima fase, incatenamento. Questo lo utilizzo con Eterno di solito, praticamente ti fa in modo, va utilizzato nel secondo giro di turni, praticamente fa in modo che tu, avendo più carte in mano, scelta difficile la puoi utilizzare come sparo insieme a invecchiamento. Praticamente lui ti fa, con scelta difficile ti fa 12 danni magici, in genere dovresti già fare 12 a un personaggio scelto, quindi ti dà la possibilità di shottare 2 personaggi alla fine, nella seconda manche, diciamo, dei 3 personaggi. Mi sembra che dopo lo faccio, quindi dopo lo vedrete. Esecuzione, la utilizzo, è riservata ai vagabondi, la utilizzo solo Eterno, praticamente incatena azioni e se la carta azione giocata con l'incatenamento dà un bonus d'attacco, questo si raddoppierà.
lo uso con Eterno perché ti arriva a avere un attacco bomba insieme a questa carta qua che si chiama Celerità Connazione, attacco più X, dove X è uguale al numero del giro in corso. Quindi se tipo sei già al giro 9, utilizzate insieme a questa carta qui vi dà un bonus di più di 18 di attacco, che non è male. Il mazzo secondo me gira molto bene, adesso lo vedremo, per cui andiamo subito a utilizzarlo.
Buono, allora questa qui era una guida per, diciamo, giocatori abbastanza esperti, perché è un mazzo che comunque ha molte carte che vanno giocate a seconda delle situazioni, bisogna conoscere un pochettino i mazzi avversari, per cui non è molto semplice, cioè non era una guida per novizi questa, quindi vi dico già che quando vedevate che con Dolorello giocavo 4 carte, non è che ne giocavo 4, le prime due che vedevate erano quelle che scartavo per attivare la sua abilità. Poi se avete qualche dubbio mentre guardate il gameplay, stoppate un attimo, tornate a vedere un attimo la descrizione, lì dopo riguardate quello che vi interessa sapere, eccetera, eccetera, eccetera. Spero di essere stato esaustivo, non potevo stare lì a commentare tutta la partita, tutte le partite che ho fatto, perché comunque volevo fare una dimostrazione su almeno un tot partite e basta. Adesso qualche mazzo era abbastanza buono, qualche mazzo era un po' scarso, però comunque bene o male in 11 più è un mazzo che si utilizza questo molto bene. Non c'è una versione low cost secondo me per il semplice fatto che comunque l'invecchiamento, che sono le carte più costose del mazzo e i personaggi sono essenziali, non ho carte con cui sostituirle, cioè, lo sparo serve, celerità costa poco, però comunque senza invecchiamento non è un deck degno di nota, quindi non ha senso, anche togliendo le bianche che sono il nuovo inizio di tutto. Per cui secondo me questa è la versione più buona, e poi ditemi voi cosa ne pensate. Ovviamente mi appello ai giocatori già che giocano da un po' di tempo. Direi che per questa guida è tutto. Se avete qualche dubbio o qualche cosa che non vi è chiaro, scrivetemelo nei commenti che cercherò di spiegarvelo nel migliore delle mie possibilità e basta. Se volete qualche mazzo in particolare, sia low budget che se posso high budget, fatemelo sapere che cercherò di accontentarvi nel limite delle mie possibilità. Per cui vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti, Piederoli.